Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi, grazie soprattutto a Stefano Bolognini che ha accettato il nostro invito e grazie anche a Stefano per essersi reso disponibile ad anticipare la sua lezione. Abbiamo dovuto cambiare in corsa l'ordine degli interventi e Stefano si è reso gentilmente disponibile a portare subito il suo contributo. Essendo stato preso alla sprovvista, non ha avuto il tempo di scrivere e quindi non avremo un testo da far scorrere come le altre volte. Questo ha un suo svantaggio, ma anche un suo vantaggio. Ha lo svantaggio che non lo avremo immediatamente a disposizione, però ha il grande vantaggio di sentire Stefano che ci parla. Peraltro lui è un ottimo oratore, per cui sarà assolutamente gradevole sentirlo e sicuramente riuscirà a captare la nostra attenzione assai di più proprio perché parla a braccio. Dunque, non vedo più Stefano che se invece attiva il suo microfono verrà... Sì, ecco, io sono attivato, quindi dovreste riuscire a vedermi. Ecco, adesso ti vedo. Sì. La relazione di Stefano stasera ha come titolo Evoluzione e complessità del metodo psicoanalitico. Il fatto che lui abbia messo nel titolo l'evoluzione promette di stimolare la nostra curiosità, perché è esattamente lo scopo per cui abbiamo promosso questi incontri. Che ci sia una complessità direi che non vi è dubbio. Stasera inauguriamo il secondo ciclo di questi incontri, abbiamo già avuto 5 contributi, quest'anno ci saranno gli ulteriori e ultimi 5 e credo che poi sarà da decidere come utilizzare questo materiale che è ricchissimo e che sicuramente è fonte di stimolo per tutti noi. Non mi resta che dare la parola a Stefano che sa che essendo tutti voi 10 molto noti, non avete bisogno di essere presentati alla comunità degli psicoanalisti. Quando poi pubblichiamo sul YouTube del Centro Veneto, ovviamente per il mondo metteremo tutti gli elementi che rendono più riconoscibili o comunque più identificabili voi 10. E quindi grazie Stefano, a te la parola. Bene, allora non è formale ringraziare Patrizio Campanile e il Centro Veneto per questo invito, perché oltre all'onore di far parte di quei 10 c'è un richiamo affettivo. Io ho cominciato la mia frequentazione SPI nel Centro Veneto, sono stato un membro per 6 anni prima di cambiare città e quindi è un'occasione scientifica e affettiva. Come ha anticipato Patrizio Campanile, io non ho fatto in tempo a formulare in modo scritto le cose che vi dirò. Mi sono preparato qualche appunto, non è nemmeno una scaletta, sono degli spot, delle idee messe così che cercherò di cucire tra di loro e di dotare di un senso di continuità quello che vi presento. Devo anche dire che quello che vi presenterò è veramente molto soggettivo e personale. È quello che io, sulla base delle mie esperienze e della mia formazione, sono arrivato per ora a considerare come una visione d'insieme attuale, contemporanea della psicoanalisi, come viene praticata nei suoi vari aspetti oggi. E allora parto dalla prima cosa che avevo scritto iniziando a prendere appunti, e cioè dal fatto che, come tutte le cose, anche la psicoanalisi conosce, secondo me,
una sua lenta, misurata e per lo più ben meditata trasformazione evolutiva, cosa che cercherò di dimostrare questa sera. Dico anche ben meditata perché la vera e propria alluvione di lavori psicoanalitici, di libri che cercano di descrivere nei vari aspetti e movimenti quello che si sta producendo, che si sta elaborando nel mondo, non permette di solito agli analisti di avere il polso, permette a nessuno di avere un polso così documentato di dove va la psicoanalisi oggi e come si articola e come si sviluppa. Quindi ognuno di noi conosce un pezzo della psicoanalisi contemporanea e si suppone invece conosce abbastanza bene le basi che ci accomunano e ci fanno sentire colleghi. Questa trasformazione è nelle teorie, nelle tecniche e perfino nel metodo, se non altro per i processi di approfondimento e di aumento della complessità che proprio la ricchezza e la spinta vitale interna della psicoanalisi stessa determinano. C'è una spinta evolutiva, come quella dei vegetali o degli animali o delle comunità, in quello che sta avvenendo nel mondo psicoanalitico a più livelli. In questa articolazione e complessità poi va da sé che distinguere il grano dall'olio in questo processo trasformativo così ampio è uno dei nostri compiti fondamentali e inesauribili del giorno d'oggi. Nella presentazione di queste 10 lezioni c'è una frase importante. Metodo, teoria e oggetto della psicoanalisi sono legati da un reciproco rapporto per cui una variazione di uno di tali elementi comporta una modificazione degli altri. Io credo che sia inevitabile oggi aggiungere questi elementi anche il soggetto analista, cosa che ci complica l'indagine sicuramente, ma che al contempo penso ci avvicini alla realtà della situazione analitica. Non pensiate che io sia un intersoggettivista, chiariamo subito. Quello che però voglio dire è che il soggetto analista c'è, che ogni analista ha una sua storia personale e formativa. Arriveremo alla fine di questo detour a parlare più specificamente di metodo, ma sento l'utilità e anche il bisogno di partire da queste basi che ci riguardano tutti. Mi interessano oggi particolarmente la connessione e la composizione che risultano possibili tra i vari ambiti e talora segmenti del sé personale e del sé professionale dell'analista. Perché queste connessioni e queste composizioni determinano in parte l'operare effettivo dello psicoanalista, non meno della sua competenza teorica e della sua fedeltà ai criteri classici della scuola e dei modelli a cui si ispira. Detto questo, tra un estremo di una ipersoggettività e di un ipersoggettivismo dell'analista e il polo opposto, altrettanto mitico peraltro, di un analista ministro impersonale di un verbo e di un rito sovrani e il più possibile oggettivi, si colloca la realtà ben più complessa dell'analista contemporaneo, che ha conosciuto varie fasi e idealizzazioni teorico-cliniche settoriali e anche piuttosto stilizzate, e di solito ne è sufficientemente conscio. Cioè la mia idea è che gli analisti siano ben consapevoli delle fonti a cui attingono mediamente, che siano protesi a una sufficiente coerenza, anche se, e qui cominciano i guai,
Alcuni working parties della FEP, in particolare il Theoretical Working Party della FEP, fin dai primi anni del 2000, ha esplorato il mondo delle teorie implicite e inconsce degli analisti. E si è scoperto che in realtà queste posizioni teoriche implicite e inconsce possono avere un grado di incoerenza notevole con l'immagine di sé, con la dichiarazione di appartenenza dell'analista stesso a una scuola o a una corrente. Perché? Per tutta una serie di fattori che sono appunto piuttosto soggettivi, che vanno dalla introiezione inconsapevole di modelli di altra natura a semplici fattori di propensione personale o addirittura di adesione impulsiva a modi di essere che non hanno granché a che fare col modello teorico prescelto e insomma una volta di più si potrebbe dire che l'io non è padrone in casa propria e neanche l'io di lavoro è padrone in casa propria, o perlomeno lo è in una misura di solito un po' inferiore a quello che le persone si raffigurerebbero. Ora, queste fasi e idealizzazioni teorico-cliniche settoriali e stilizzate, come sono state integrate nell'analista? Con un eclettismo nozionistico, magari erudito ma superficiale, o con autentiche introiezioni costitutive e con un io di lavoro capace di portare, nel senso della portanza, la complessità? E quanto la teoria, l'attenzione alla specificità e ai bisogni dell'oggetto, il paziente e la cura, e la soggettività dell'analista stesso sanno combinarsi in proporzioni e modalità abbastanza armoniose e adeguate al compito? Il triangolo edipico analista, teoria, paziente richiede, in maniera molto simile al triangolo familiare, una certa bilanciata equidistribuzione dinamica di investimento, con accentuazioni momentanee su un polo o sull'altro o sugli altri due in modo alternato. Come sapete ci sono senz'altro delle situazioni in cui l'analista fa coppia in modo troppo radicale con la teoria e il bambino paziente o la relazione terapeutica è tagliata fuori. Ce ne sono altre in cui viceversa c'è una troppo esclusiva relazione tra l'analista e il paziente e la teoria è lasciata fuori e il metodo anche, perché in un certo senso uno sbilanciamento disarmonico in questo triangolo familiare profondo si è verificato. Torneremo su questo discorso. Gli stili relazionali degli analisti al lavoro sono il prodotto complesso delle loro esperienze familiari e formative e recano i segni e i frutti del loro percorso, l'analisi personale, il training, le supervisioni, la famiglia istituzionale, la cultura di gruppo. I transfert verso gli autori e verso le teorie stesse fanno parte di questa storia e della sua composizione più o meno armonica, più o meno ricca, come nella vita, nella formazione familiare e in quella scolastica. E mi piace pensare come nelle botteghe dei pittori dei secoli passati, dove l'imprinting degli insegnamenti iniziali si modifica poi con gli incontri, gli scambi, le impressioni, le influenze reciproche favorite dai viaggi e dagli apprendistati seguenti. Sono affascinanti le storie di molti pittori perché i veri esperti sono in grado
di riconoscere i periodi della loro produzione in relazione ai viaggi che facevano. Per esempio, appunto, negli anni del Rinascimento e poi del Barocco, i classici movimenti dei pittori italiani andavano da Bologna a Venezia e viceversa, poi a Firenze e poi a Roma. E queste erano tappe che sono leggibili nelle opere di questi artisti. Il colore veneziano, la composizione romana, certe scelte tematiche diventavano via via naturalmente introiettate da questi pittori man mano che conoscevano, incontravano e frequentavano i colleghi dell'epoca e le loro opere. Io credo che qualcosa del genere si possa verificare anche nel nostro campo e nel nostro mondo, e dopo specificherò un po' meglio come e perché. Ciò che però risulta significativamente diverso nei vari analisti, dopo percorsi formativi apparentemente simili, è in realtà il differente grado di introiezione e di armonizzazione integrativa delle componenti interne, il loro combinarsi più o meno fertile, la propensione allo scambio naturale, inter e non trans, cioè non effrattivo, della natura, della personalità, delle possibilità di passaggio dall'interno dell'uno all'interno dell'altro, in un modo fisiologico se è inter, in un modo traumatico se è trans. Quando c'è questo scambio con l'altro e con i propri oggetti interni, quando si realizza la disponibilità alla simmetria parziale in momenti specifici dell'esperienza in seduta e alla asimmetria strutturale dei diversi ruoli e funzionamenti nel trattamento. E qui faccio un esempio. La mia storia formativa ha seguito uno sviluppo specifico, credo che ognuno possa ricostruire la propria, con alcune analogie non casuali con la mia storia familiare personale. Io per esempio ho passato 30 anni a cavallo tra il Veneto e l'Emilia, passando frequentissimamente dall'una all'altra, e ho frequentato per 6 anni il centro Veneto, mentre appunto la mia analisi e la prima supervisione si sono svolte a Bologna e la seconda supervisione a Venezia con sacerdoti. La mia base è fermamente freudiana. A Venezia però entrai in contatto anche con il mondo kleiniano-bioniano portato là nei primi anni 70 da Salomon Resnick, che mi fece assaporare dal vivo altri versanti della cultura analitica. Ma sempre a Venezia, attraverso i suggerimenti di lettura di un collega triestino che si era formato negli Stati Uniti, Savo Spazzalla, e che aveva passato poi a sacerdoti una serie di input, e proprio lì ho cominciato a conoscere anche la psicoanalisi nordamericana nei suoi vari aspetti e nelle sue varie declinazioni. Ho descritto in lavori successivi l'evoluzione standard di un giovane analista, inizialmente nella sua famiglia analitica locale, poi nell'incontro a livello nazionale con la realtà della società psicoanalitica italiana, delle altre famiglie di altre città, ognuna con la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione. E poi nell'ambito internazionale nei grandi congressi della Federazione Europea e dell'IPA. Qualcosa di non dissimile rispetto all'esperienza degli studenti nei vari ordini di scuole, dalle elementari fino all'università, poi all'Erasmus in paesi stranieri, gli scambi, i dottorati e tutte quelle varie fasi di acculturazione. Queste esperienze possono entrare veramente in profondità, diventando parti autentiche di noi, o possono affastellarsi confusamente e generare imitazioni, internalizzazioni non introiettive che restano indigerite e si limitano a occupare spazio interno assimilate,
e finiscono poi per sostituire in modo inautentico il proprio sé. Nulla è garantito in questo processo. Il contatto e lo scambio con colleghi di scuole, culture, stili, posizioni teoriche e modelli molto diversi tra loro, credo mi abbia dato molto da pensare, mi ha sicuramente trasformato e mi ha almeno aperto alla complessità. Come molti di voi sanno, la FEP e l'IPA sono state sedi successive di esperienze di studio, per me come per molti altri. Ora, questa opportunità mi ha anche posto il problema di non giustapporre alla belle meglio un patchwork arlecchinesco di prospettive e di metodo, bensì di comporre anno dopo anno un mio mondo, un mio sé professionale, di trovare il mio stile e di lavorare in direzione di una certa armonia metodologica, teorica e clinica. Sono stato colpito in particolare dal fatto che più o meno fino alla metà degli anni 90 il confronto internazionale puramente astratto e teorico esitava regolarmente in una contrapposizione ideologica tra falli non comunicanti, protesi a imporre ognuno la propria superiorità in vere e proprie guerre di religione teorica. Mentre quando ci si disponeva alla discussione gruppale di un materiale clinico, i colleghi si riscoprivano almeno parzialmente tali, cioè colleghi, e ognuno ritrovava in sé, piuttosto che impersonare la rappresentanza militante, ritornava, scusate, in sé, piuttosto che impersonare la rappresentanza militante di una compagine teorica esclusiva. La datazione indicata all'incirca la metà degli anni 90 non è priva di riferimenti storici. Risale a quel periodo la creazione dei working parties e dei working groups internazionali, che inaugurarono una nuova modalità di lavoro e di scambio tra analisti di nazioni e scuole diverse e che modificarono profondamente le atmosfere e i laboratori interni di tanti psicoanalisti. Non riporto qui cosa ho ricevuto e ricavato e almeno in parte, credo, imparato da quegli scambi, perché il discorso si farebbe lungo e casomai nella discussione lo svilupperò. Infine, l'esperienza che mi ha profondamente segnato e insegnato è stata quella della IPA, il vocabolario dizionario dell'IPA e l'Encyclopedic Dictionary, nel quale ho impegnato parecchi anni e che mi ha portato a sviluppare la prospettiva dell'evoluzione storica e geografica dei concetti psicoanalitici. Una prospettiva che mi ha aiutato a comprendere, distinguere e anche a integrare molte cose, sia nella teoria che nel metodo, conducendomi a sentirmi un analista dei tempi nostri anche grazie al nostro passato, senza fermarmi a esso, ma senza eliminarlo evacuativamente. C'è un patrimonio enorme, tuttora validissimo, e c'è uno sviluppo successivo in varie direzioni. Mi è capitato così, qui vi riferisco alla mia esperienza, di rivivere il potente scenario della prima topica, rivisitando i termini del nostro lavoro tra conscio e inconscio e viceversa, ma integrando ad esempio i criteri di astinenza, di attesa e di sospensione con tutte le modalità di vuoto aspirato, di disponibilità ricettiva proattiva, di diverse percepibili qualità del silenzio, qualcosa di simile al senso di Smilla per la neve, 30 tipi di silenzio, se volete, come di neve, che siamo in grado oggi di allestire, di percepire, di far sperimentare all'altro in modo più funzionale al lavoro analitico, non feticizzato questo silenzio di per sé come un atteggiamento esteriormente rituale di cui magari compiacersi narcisisticamente, e sempre meno persecutorio per come lo proponiamo al paziente. È un silenzio che serve, che è utile, che favorisce la emersione di quello che invece non vorrebbe emergere.
Ho imparato inizialmente con stupore, poi con sempre maggior fiducia e spesso con piacere e a volte con sincero divertimento, le straordinarie potenzialità e la ricchezza sorprendente del preconscio, scegliendo quando condividerlo in seduta e quando no, dato che per esempio in certi casi è utile per dimostrare sul campo al paziente per aiutarci a aprirsi creativamente, mentre in altri casi è prematuro e fonte di frustrazione e di invidia il mostrarsi capace di frequentarlo di fronte a chi ancora non se lo può permettere. E comunque sapendo che prima o poi quel tipo di pervietà tra i due livelli sarebbe diventato il centro di una parte importante del nostro lavoro. Per me la psicoanalisi è diventata sempre meno la scienza dell'inconscio in sé, troppo spesso astratta e concettuale, e sempre più la via di possibile accesso all'inconscio, vissuta ed esperienziale. E questo è un punto su cui si può discutere molto. Una strada vitale piena di colori, di suoni, di occasioni, di scambi, anche se inizialmente densa di oscurità e di paure. E questa strada va percorsa con un paziente cooperante, possibilmente sensibile, sognante, ma sveglio, non ipnotizzato, come anche Freud stabilì. Non ci interessano le configurazioni fantasmatiche profonde come un astratto dato di laboratorio a sua insaputa. Non ci interessa informarlo in astratto al solo livello dell'io cognitivo. Ci interessa aiutarlo a trovare una sua modalità di contatto vivo e non impossibile con il suo interno. Come diceva in quel famoso detto Confucio, insegnargli a pescare, non dargli un pesce una tantum. E ho scoperto soprattutto che ci sono modi e stili diversi di percorrere questa strada. Con la seconda topica, rivisitata e progressivamente integrata da molti autori post-freudiani, soprattutto con una migliore specificazione dell'area dell'ideale dell'io e del superio, mi si è posto un problema generale che è entrato a far parte del mio metodo, quello della progressiva individuazione, evidenziazione ed esplorazione delle disarmonie, sproporzioni e sbilanciamenti tra le istanze della persona. Non c'è e non ci può essere uno standard preciso e universale, un metro di Sèvres per calcolare la salute o la patologia delle combinazioni interne in una personalità. Ci sono 1000 tipologie personali, infiniti modi di essere al mondo e di relazionarsi con gli altri e con se stessi. Eppure negheremmo l'evidenza delle nostre percezioni se non riconoscessimo di essere comunque almeno impressionati, in molti casi, da un troppo o da un troppo poco nella distribuzione di spazi e di risorse, di investimenti libidici e narcisistici, a volte di potere nel gioco interiore delle istanze dei nostri pazienti, di noi stessi al lavoro e degli esseri umani in generale. Il passaggio teorico e descrittivo del mondo interno dalla seconda topica freudiana alla teoria delle relazioni oggettuali è stato vissuto a suo tempo come una rivoluzione spinta fino alla contrapposizione piena di modelli teorici, drammatizzata al suo acme dalle controversial discussions. Oggi credo che siamo in condizione di ridimensionare, almeno parzialmente, quel senso di assoluta e radicale discontinuità, rivisitandone invece proprio gli aspetti di intrinseca continuità che ci portano a conoscere in analisi le configurazioni ramificate, i climi, le atmosfere, le temperature, le luci e le ombre, la qualità delle relazioni interne che si riflettono e si rieditano in quelle esterne, venendo però a loro volta influenzate da queste ultime. Cioè, apro due parentesi. La prima è questa: uno degli possibili, secondo me, delle prospettive psicoanalitiche da un punto di vista teorico sarà quello di riconoscere
alcune continuità che sembravano enormi discontinuità tra modelli precedenti e modelli successivi. Mi spiego meglio. La radicalizzazione dei modelli è stata molto spesso il frutto, secondo alcuni aspetti, della evoluzione dei gruppi scolastici, inasprita dalle questioni tra i protagonisti, dalle pioneer syndromes, dalle rivalità, prendiamo quella tra Anna Freud e Melanie Klein, che hanno estremizzato e portato a massima tensione delle differenze che ci sono, ma che sono anche in parte comprensibili in una ottica di maggiore continuità, per esempio, tra la seconda topica e la teoria degli oggetti interni, là dove la teoria degli oggetti interni sembra, in effetti, dare una diversa articolazione, tridimensionalità e raffigurabilità degli equivalenti delle istanze. Personaggi anziché istanze, figure anziché istanze, presenze nel mondo interno delle fondamentali figure umane di ogni soggetto, ma continuità con le istanze. Un approfondimento di queste letture storiche che diminuiscono la discontinuità lo possiamo avere anche in quegli studi, peraltro ancora molto rari, che mettono in dialettica l'Edipo e le sue radici nella fase diadica. Dette in altri termini, a seconda di come le fasi primarie e diadiche sono state vissute, sperimentate e si sono organizzate come esperienza interna, si possono in molti casi prevedere o perlomeno comprendere gli sviluppi edipici successivi nelle loro drammatiche tensioni, nelle loro coloriture più o meno cupe o vivibili, e questa parte di storia della psicoanalisi io prevedo, mi permetto di credere, che si svilupperà meglio nel futuro quando gli psicoanalisti usciranno da transfert potentissimi di scuola. Cioè quando potranno porsi in una posizione terza e ulteriore che permetterà loro di ricostruire certe fasi degli sviluppi della psicoanalisi con un occhio più sereno e meno passionalmente arruolato presso figure di maestri che sono stati oggetto di transfer. Che l'analista non sia solo il reporter di vicende interne, ma ne sia a volte in qualche misura un potenziale co-riautore, co e ri di nuovo, è alla base della nostra idea attuale che l'analisi non sia solo un'operazione di conoscenza informativa noetica, tipo abbiamo scoperto che lei è così e così per queste e quelle ragioni, ma che sia un'esperienza ben più complessa e trasformativa a livelli più essenziali e profondi, a volte prelogici e a volte pre-rappresentazionali, e aggiungo pre-soggettuali e in certi casi co-soggettuali. Abbiamo potuto esplorare in questi ultimi decenni la primitività degli stati del sé, la vitalizzazione o la atrofia e l'impoverimento di esso, la complessità del bilancio narcisistico individuale e familiare, la qualità differente della dotazione narcisistica di base, fisiologica e necessaria, di quella grandiosa residua antiseparativa e di quella distruttiva, comprese le idealizzazioni narcisistiche segrete che conducono a caratteropatie e perversioni. Abbiamo imparato a percepire i livelli sani o alterati di coesione del sé,
che a loro volta influenzano e talora condizionano quelli dell'io. Questa crescente complessità del campo teorico-clinico ci ha condotto a essere interessati non solo alle rappresentazioni visive, al linguaggio, ai contenuti e ai personaggi delle fantasie, dei sogni e più in generale dei pensieri dei pazienti, ma anche a quelle condizioni più atmosferiche, umorali, viscerali e generali che caratterizzano gli stati del loro sé. Quelle condizioni che per osmosi creano per entrambi, analista e paziente, in seduta, i vissuti più profondi, inespressi e talora più sottilmente pervasivi. Vissuti che contribuiscono spesso a farci sentire bene o male, vicini o lontani, in contatto o distaccati, interi o frammentati. Quei vissuti che in certi casi i nostri amici neuroscienziati riferirebbero, ad esempio, più all'attivarsi di aree posteriori dell'insula che non ad aree corticali e via di questo passo, e con i quali noi siamo chiamati a sperimentare qualcosa che non è stato di solito condiviso e integrato quando sarebbe stato tempo che ciò avvenisse, e che chiede ancora e sempre di essere sentito e possibilmente dotato di senso con l'aiuto di qualcuno. Sono certo di stare presentando qui con questi appunti meno di un centesimo di quello che è oggi la psicoanalisi, vagolando in quel plancton variegato che essa può offrire attraverso le sue molteplici acquisizioni in progress e le osservazioni dei sempre più numerosi colleghi che operano nel nostro campo. Ma sono anche certo di riportare qui, in forma ipercondensata e sincopata, una serie di annotazioni che rientrano nel tema del metodo, perché di fatto lo hanno esteso, arricchito, reso più articolato e complesso, anche se meno rassicurante e circoscritto. Pensiamo storicamente a quanta difficoltà non solo teorica in astratto, ma anche metodologica, è stata incontrata per decenni nel definire il ruolo e la funzione possibili del controtransfert nel nostro lavoro, tra chi lo ha visto solo come un ostacolo, un disturbo, e chi ne ha enfatizzato a volte ottimisticamente la funzione euristica. Eppure la maggioranza degli analisti oggi considera la propria analisi di esso come un elemento fondamentale del nostro lavoro. E anche la considerazione verso la più recente delle annunciate vie regie verso la comprensione dell'inconscio, l'enactment, come si è visto nel penultimo congresso della SPI, sta registrando una crescita notevole di interesse. Ora, venendo al metodo, dopo questa carrellata a velocità vertiginosa e sicuramente discutibilissima, io vi ho preposto che questo è come io adesso sto vedendo il panorama psicoanalitico sulla base degli incontri e delle esperienze, vengo ad alcuni punti, direi, cruciali della evoluzione del metodo, o di quello che io considero l'evoluzione. Un punto importante è che, secondo me, c'è stata una progressiva valorizzazione integrativa degli aspetti esperienziali del metodo, non meno che di quelli rappresentazionali. Il paziente e l'analista oggi sono molto spesso, che lo vogliano o no, implicati, coinvolti, ma utilizzano anche questa opportunità in un'esperienza che non è un'esperienza fine a se stessa, così per fare un'esperienza. Naturalmente parliamo di qualcosa che chiede di essere integrato con una comprensione e con una utilizzabilità analitica. Ma l'elemento esperienziale a integrare il trattamento ha preso una sua importanza e dignità,
Diciamo che è senz'altro diminuito l'aspetto intellettualistico o culturale dell'analisi ed è diventato un trattamento sempre più integrativo. Per di più, qui avevo messo una nota che forse non è proprio tanto pertinente, ma è una piccola digressione, un detour. Mi avevano colpito recentemente dei movimenti ecologisti, peraltro supportati da governi dei paesi più avanzati, che finanziano delle iniziative di rewilding. Il rewilding è una iniziativa di stati europei e nordamericani di cura per zone ecologiche in cui possano essere conservati, un po' come i parchi naturali, ma con la differenza di crearne di nuovi, in cui delle forme di vita spontanea, anche selvaggia, animali, se possibile autoctoni, che stavano estinguendosi, possano invece essere protetti e vivere. Mi era venuto questo come associazione pensando al fatto che all'opposto una antropizzazione estrema, spinta dei territori, potrebbe apparire come una pretesa dell'io di affrancarsi troppo dall'es, dalle pulsioni e dagli istinti. Il detto freudiano, appunto, per cui là dove c'era l'es ci dovrà essere l'io, può essere oggi integrato con delle zone di pescaggio che secondo me valorizzano il preconscio, per cui la persona possa integrare l'accesso al proprio serbatoio pulsionale in una maniera più fluida e più vivibile, più convivibile tra i vari livelli e le varie istanze interne. In realtà questo riguarderebbe una maniera vivibile, appunto, di mettere in contatto l'io con l'es e di favorire una pervietà del preconscio, perché se pensiamo alla guerra, ecco, lì di es ce n'è tanto, ma non è quello che un rewilding potrebbe auspicare come esempio collettivo, come scenario collettivo di integrazione armonica. Un secondo punto che a mio avviso, so che molti colleghi non la vedono così, ma un secondo punto che secondo me è in evoluzione è il superamento progressivo della antinomia relazione-pulsione, che ha visto schierati per motivi storici e di varia natura molte correnti del nostro movimento psicoanalitico, ma che secondo me sarà destinato invece ad affermarsi questo superamento man mano che le componenti transferali verso i maestri, gli autori e le teorie in sé saranno un po' mitigati. Io credo che un'automobile debba avere il motore e i freni, ma debba avere anche le luci di posizione, il volante, il cambio e tutto il resto. E insomma, che l'antinomia pulsione-relazione possa essere studiata, compresa e anche storicizzata in una maniera che porti a una visione appunto più integrativa. La libera associazione, che è il pilastro, l'elemento basilare del nostro metodo, sì, quella per carità è tale e tale resta, ma secondo me c'è stata un'evoluzione in senso migliorativo perché è stata progressivamente studiata, sgranata, diffratta
sempre in termini di maggiore e migliore pervietà e fluidità, soprattutto dell'area preconscia, così come le congiunture meteorologiche, favorevoli o no tra le istanze, abbiamo compreso che favoriscono la crescita del soggetto e l'evoluzione del trattamento. In questo senso possiamo dire che il concetto, per esempio, di bonifica, che è un concetto che riguarda sicuramente il mondo degli oggetti interni, ma che secondo me è estendibile anche alla seconda topica, e che non coincide affatto con la funzione correttiva dell'analisi, perché è qualcosa di ben più complesso. Non si tratta di insegnare al paziente o farlo star meglio lì per lì. Si tratta di introdurre dei cambiamenti, in certi casi delle trasformazioni, delle fluidificazioni, delle connessioni che prima non erano possibili, con un aumento della vivibilità interna del mondo profondo del paziente. Che questo venga poi ottenuto anche attraverso la relazione tra paziente e analista, beh, questo sì, ma non è una questione di semplice manipolazione o di soppressione degli elementi di transfer negativo, di ostilità o altro. È un lavoro estremamente più complesso di comprensione, ma anche di convivenza. Si inizia con una coabitazione analitica, si va a una convivenza analitica e se le cose vanno bene si impara l'interscambio analitico. E qui si apre il grande mondo delle modalità di scambio tra analista e paziente, tra individuo e individuo, quelle modalità che portano a ripercorrere, se possibile con cambiamenti in meglio, i canali fisiologici di passaggio dall'interno dell'uno all'interno dell'altro che furono sperimentati a livello corporeo ab inizio. E il rapporto dialogico tra e con gli oggetti interni, la possibilità di scambio con l'altro nell'Iket Nunc e di inclusione analitica anche degli scambi nell'alibi et nunc. Mi spiego meglio, con un esempio clinico stavolta. Un tempo ci sarebbe stata la tendenza, quando un paziente iniziava una relazione amorosa, per esempio esterna all'analisi, quindi un alibi et nunc, e ora fuori, ci sarebbe stata di solito una certa tendenza un po' scolastica a far scattare subito l'interpretazione di spostamento, che non è sbagliata in sé, perché è vero che quello che viene sviluppato, diciamo ispirato, messo in moto dall'oggetto analista, così spesso si trasferisce fuori e vediamo appunto tante relazioni esterne più o meno significative che si sviluppano lateralmente all'andamento dell'analisi. Ma quello che stiamo imparando in questo periodo a distinguere è quando si tratta di spostamenti difensivi e quando si tratta invece di possibilità di utilizzazione all'esterno di qualcosa che è diventato vivibile all'interno della situazione analitica. E questa differenza è una delle 1000 cose che sono cambiate, perché l'analista oggi si pone il problema, in senso appunto tecnico, di distinguere le patenti, evidenti operazioni difensive
che possono diventare resistenziali rispetto a riconoscere quello che c'è nella stanza di analisi, rispetto a quei tentativi, a volte perfino molto naif, ma con qualche germoglio nascente più che rispettabile, di utilizzazione a latere di quello che è stato faticosamente aperto, costruito, trasformato, fatto evolvere anche nella relazione analitica. È uno degli esempi, se ne possono fare tanti altri, ma per dire come diciamo la libera associazione possa essere stata poi utilizzata via via come una porta di accesso a mondi interni ed esterni all'analisi. La sensazione e la rappresentazione metodica delle modalità degli scambi in seduta come equivalenti delle interazioni corporee fondanti tra soggetto e oggetto nei processi di crescita e di sviluppo parte, se vogliamo, dai 3 saggi sulla teoria della sessualità da Freud, che dà proprio questo punto fermo della primarietà dell'esperienza corporea e delle equivalenze tra relazioni corporee e successive relazioni non corporee che si possono stabilire tra gli esseri umani. Banalmente noi sappiamo come la nutrizione trovi i suoi equivalenti più evoluti nelle maniere con cui un soggetto adulto può fare proprio, nutrirsi, appunto internalizzare e nei casi migliori introiettare, quindi con un processo metabolico e digestivo valido e completo, quello che l'altro può fornire. È qualcosa che ritroviamo anche nelle fecondazioni e fertilizzazioni, nelle situazioni in cui qualcosa passa dal dentro dell'uno al dentro dell'altro e gli equivalenti di questo producono effetti trasformativi in chi riceve, ma anche in chi dà. Per esempio, conosciamo la sensazione non illusoria che può verificarsi nell'analista di stare lavorando sufficientemente bene quando il paziente è in condizione di nutrirsi con quello che l'analista dà. Qualcosa che ha qualche analogia, qualche equivalenza, con il piacere della madre nel dare il latte a un bambino che riesce a succhiarlo volentieri, e l'accoppiamento fra i due si può realizzare in una maniera sufficientemente piacevole e armoniosa. Questa è una delle esperienze che fanno a volte gli analisti quando si realizzano quelle lune di miele analitiche non idealizzanti e non difensive, non troppo idealizzanti e non troppo difensive, quando all'inizio il paziente che ha avuto una buona esperienza primaria e ha trovato dopo degli ostacoli, rivive e ricrea con l'analista una sensazione di buon lavoro nelle sedute della prima fase dell'analisi, quelle che chiamiamo luna di miele analitica, in attesa poi che arrivino gli ostacoli in fasi successive. È qualcosa che oggi non sperimentiamo affatto, invece, con tutti quei pazienti, e sono molti, che hanno una difficoltà primaria ad attaccarsi al seno, ad accettare l'assunzione analitica, e che fanno sentire l'analista frustrato, inutile, incapace, arrabbiato e appunto fino a delle vere e proprie ragadi psichiche, quando il paziente, che è senz'altro un paziente che ha avuto delle grosse difficoltà nella relazione primaria,
le riporta e fa rivivere pienamente nello scambio dal dentro dell'uno al dentro dell'altro. Per inciso, io sono convinto che una buona parte di molte difficoltà oggi di far accettare a un paziente la frequenza intensiva fin dall'inizio dipendono proprio da una maggiore frequenza di queste difficoltà primarie che a loro volta hanno tutta una serie di ragioni che adesso non starò a dire, ma che sono aumentate negli ultimi decenni. Vado veloce, perché questo più che altro è un elenco, mi rendo conto, di elementi. La nostra attenzione ai processi di fusione e defusione, di simbiosi e separazione, di investimento e di ritiro lungo l'asse della relazione tra soggetto e oggetto, ritiro del baricentro, sia nelle espressioni transferali sovradeterminate e ripetitive, sia in quelle di apertura e di prova, e anche qui credo che siamo più esperti grazie a tutto il lavoro fatto dalle generazioni precedenti nel distinguere queste due tipologie di situazioni. Ecco, la nostra attenzione a questi elementi, a questi aspetti, è aumentata. È aumentata in ragione di studi che sono fioriti in ogni dove. Anche in Italia abbiamo avuto tanti contributi, pensiamo per esempio a quello proprio sugli studi di fusione e defusione, che sono un po' una specialità adesso della scuola italiana. Sono cose a cui una volta si badava meno, ma che adesso sono molto più parte della nostra attenzione e inevitabilmente anche del metodo, perché siamo diventati più attenti nel tenere in mente questi aspetti, queste configurazioni, questi sviluppi, questi modi di essere e di rapportarsi sia del paziente che dell'analista in seduta. Siamo diventati molto, molto più attenti di quanto non si fosse, ovviamente, nei primi decenni della psicoanalisi, a tutte le forme di scissione, di dissociazione circoscritte, areali, episodiche, oppure massive e strutturate, ai processi di rientro di ciò che è proiettato o stato in qualche maniera chiuso fuori. Siamo molto più attenti, ma appunto siamo più attenti perché sono state studiate tante cose in questo senso, ci sono state trasmesse alle vicissitudini del bilancio narcisistico tra fisiologia e patologia e gli effetti di questo budget narcisistico sullo stato del sé, sulla consistenza e sulla coesione del soggetto. Siamo diventati anche più attenti, non solo all'alleanza di lavoro, che è un concetto che è stato contestato quando è stato formulato negli anni 50 e 60 dai nordamericani, ma che è stato arricchito da un apporto italiano importantissimo, che è quello di Gaddini, quando parla dell'alleanza clandestina. Perché? Perché sono sempre di più i pazienti che detestano dipendere dall'analista, farsi nutrire, detestano essere in una relazione fertile, hanno 1000 motivi che saranno poi da oggetto di lavoro e di comprensione per non voler essere nutriti per lungo tempo. E Gaddini ha studiato l'alleanza terapeutica clandestina, che è qualcosa che avviene a parziale insaputa del paziente, del soggetto, e che gli analisti più accorti somministrano per canali quasi di contrabbando per un certo tempo, prima che
il paziente diventi capace di accettare un canale ufficiale di nutrizione e di interdipendenza. Io ricordo che Sacerdoti raccomandava di avere, lui usava un'espressione colorita che non riporterò, ma il cui sugo era che bisognava saper fare un po' il pesce in barile, fare la parte dello stupido, fare lo gnorri da parte dell'analista, nel fornire elementi, a volte goccia a goccia, a volte sottobanco, che nutrono il paziente, senza che il paziente se ne accorga troppo e senza che si offenda narcisisticamente per questo tipo di processo che avviene tra l'oggetto e il soggetto. Qualcosa che in forma molto più benigna si fa con certi bambini che non vogliono il cucchiaio di minestra, allora li si distrae col trenino che fa ciuff ciuff, eccetera, eccetera, che va poi a finire nella stazione che è la bocca del bimbo imbambolato e che permette una nutrizione mettendo un po' da parte delle parti appunto oppositive del piccolo. Beh, secondo me è in aumento una serie di preclusioni oppositive in molti pazienti che richiedono proprio l'utilizzo dell'alleanza clandestina, che gli analisti hanno imparato a includere nel loro metodo, stando bene attenti a non fornire prematuramente contributi interpretativi che, al di là dell'essere più o meno disturbanti, perché perturbanti per la loro specificità, offenderebbero il narcisismo sovrano di un lattante che in quel momento sputerebbe fuori tutto. Queste sono solo alcune note metodologiche, l'elenco potrebbe poi continuare, solo che vedo che sono le 10:15, quindi se vogliamo fare un po' lavorare la discussione, Patrizio, chiedo a te. Stefano, se hai delle altre cose da dire, credo che siamo tutti lì ben fissi su quello che stai dicendo, per cui se tu hai in mente già delle cose da dire, aggiungile pure. Altrimenti possiamo aprire la discussione. Credo che tutti abbiamo non solo avuto gran piacere e grande interesse ad ascoltarti, e anche avere degli interrogativi, precisazioni, domande. Allora semplicemente citerò, senza entrare nel merito di essi, come conclusione, quelli che io avevo indicato come alcuni provvedimenti tecnici minimi di uso comune, che sono poca cosa, ma che danno un'idea di una metodologia sempre più consapevole e articolata. Vedrete che sono per lo più cose che facciamo tutti e le facciamo da un pezzo, solo che non sono state, per così dire, descritte più di tanto. Proviamo a dare dignità e descrizione a questi piccoli stratagemmi tecnici. E uno è semplicemente la richiesta di esplicitazione. Quando chiediamo a un paziente che ha formulato una frase, un'associazione, qualcosa, ma che chiede di essere più estesa e che il paziente non sia così avaro di successivi pensieri associativi, noi certe volte chiediamo, cioè, oppure tipo, oppure in che senso? Io ho descritto un po' minuziosamente le differenze fra il chiedere cioè, il chiedere tipo o il chiedere in che senso, non ve le propino adesso, ma è per dire che questa è una modalità di integrazione della libera associazione che in certi momenti, e non certo con tutti, può essere un'ulteriore parte del metodo. Un altro provvedimento che è entrato a far parte del metodo e che sembra una cosa semplice, in realtà dal punto di vista teorico è complessissimo, è quando noi
usiamo una formula universalizzante con il pronome si, per esempio si dice che, eccetera, eccetera, invece che l'uso del pronome personale. Io dico così, tu dici così. Ecco. Il si ha una funzione possibile di universalizzazione, di umanizzazione in certi casi, è volutamente generalizzante, può favorire momenti di simmetria, perché se si dice, si fa, si sente, si vive qualcosa, vuol dire che noi esseri umani comunemente sperimentiamo e scambiamo proprio queste esperienze come comuni a tutti noi. Ed è una modalità che serve nei momenti in cui all'interno della asimmetria analitica si creano, o è utile creare, delle fasi di simmetria in cui il paziente può sentire condiviso qualcosa e reso meno spaventoso o folle qualcosa. Non entro nel merito neanche qui, ma ci sono tante cose che potrebbero essere dette. La più banale di queste operazioni minime è quando noi diciamo sullo in psicoanalisi fu scritto uno storico lavoro da Grinson negli anni 50, ma Grinson lo riferiva soprattutto a un aspetto orale di suzione materna, mamma, M come mamma, mother, Mutter, Mer, eccetera, eccetera. Quella M che ha una forte componente labiale e che rimanda proprio al succhiare. Io invece estenderei questo anche alla costruzione da parte dell'analista di una situazione, di un campo, di un'area in cui, dato un segnale di ricevuto, si apre un'area di pensiero e di assaporamento comune, ma anche di invito alla riflessione. Come dire, tu mi hai dato questo, io lo sto assaporando e considerando e ti faccio sentire che l'ho ricevuto, ma al tempo stesso creo una sensazione di pensosità, di pensabilità auspicata, per cui vediamo insieme, vedi tu con i tuoi pensieri, è un potenziamento, se vogliamo, della pensabilità delle libere associazioni. Un altro di questi minimi strumenti che usiamo, penso, spesso, o perlomeno che è, e qui siamo nell'area del bilancio narcisistico, che è un altro dei tanti campi sviluppati in questi ultimi decenni, quando noi segnaliamo a un paziente che abbia avuto specifiche difficoltà in quel senso, che in seduta è riuscito a dire una certa cosa, è riuscito ad aprire una finestra su un argomento, è riuscito a vincere un ostacolo nel dire a noi una certa cosa, è stato capace di, ed è una valorizzazione del sé di lavoro del paziente, che non va fatta a casaccio, va fatta solo a ragion veduta e raramente, ma che in certi casi è preziosissima, perché conforta narcisisticamente, in senso sano, fisiologico e necessario, il contributo del paziente in analisi, lo stare in analisi e il sentirsi un coprotagonista dell'analisi. Ma che dire poi di quell'altro processo metodologico del limitarsi a volte noi a ripetere o riformulare qualcosa che il paziente ha detto, con quella inevitabile, se da un lato c'è naturalmente una riproposizione che fa pensare meglio al paziente a quello che ha detto, ma c'è anche quell'aggiunta con la nostra voce e col nostro modo di parlare di un contributo soggettivo
co-soggettivo, ausiliario da parte dell'analista, che rende ciò che il paziente ha detto oggetto notevole e oggetto su cui riflettere ulteriormente, con le inevitabili nuance preconsce che l'analista metterà in quella sua produzione. E infine, poi chiudo veramente, l'uso mirato e intenzionale del noi in passaggi comunicativi specifici, che spesso prelude poi a possibili interpretazioni di transfer. Io mi fermerei qua e parliamo. Grazie Stefano. Beh, come preannunciato, hai captato la nostra attenzione, adesso ci saranno un sacco di questioni. Per facilitarmi la possibilità di darvi la parola, alzate la mano virtuale, quella che c'è sotto dove c'è scritto reazioni, in modo che io possa vedere, perché ci sono tante pagine e quindi se alzate solo la mano di ciascuno io non le vedo. Chi vuole intervenire? Potrei intervenire io, visto che io sono uno delle persone indicate, ho fatto una relazione. Posso Vai Franco. intervenire? Allora, naturalmente faccio i miei complimenti alla vasta, profonda, articolata relazione di Stefano, perché mi sembra che realmente abbia una visione realmente complessiva e anche complessa dello sviluppo dei pensieri e delle teorie psicanalitiche. Volevo soltanto mettermi in una posizione che penso così che lui abbia descritto. La posizione che lui ha chiamato, quando parlava di certi pazienti, di come nella nostra, diciamo così, moderna visione, uno dei compiti è avere l'accesso all'inconscio, che secondo me è una formulazione molto attenta. Perché Freud era partito dall'idea che le libere associazioni ci dessero accesso all'inconscio, in quanto alcuni contenuti ideativi erano stati rimossi e quindi con le libere associazioni avremmo potuto, diciamo così, arrivare al contenuto inconscio che creava la sofferenza e la malattia del paziente. Invece, secondo me, il lavoro che noi facciamo modernamente è quello che ha a che fare con l'accesso all'inconscio, cioè permettere al paziente di usare l'inconscio. Intendendo per inconscio la capacità di pensiero inconsapevole che potremmo definire anche la capacità autoriflessiva di consapevolezza del sé. Allora io credo che una frase che a me rimane sempre in mente è una frase detta da Ferenczi. La psicanalisi, dice Ferenczi, non so in quale lavoro, non è una terapia, ma un processo di sviluppo. Allora noi vogliamo che il paziente sviluppi delle competenze ideative, emotive, che riguardano la sua identità personale. Allora la mia tecnica è quella di pensare molto alla storia del paziente per comprendere sin dall'inizio quali sono state le evenienze positive o negative che hanno, diciamo così, permesso o non permesso lo sviluppo di una reale identità che permette poi al paziente di avere relazioni e di godere in fondo della vita per quanto la vita sia godibile. Adesso brevemente faccio un riferimento a me. Bolognini ha fatto un'interessante, diciamo così, cronistoria o storia, diciamo, della sua evoluzione psicanalitica. Io ho avuto una evoluzione, una storia diversa, perché ho avuto un'analisi kleiniana
fatta qui in Italia da Tor Morra, e poi ho avuto 2 supervisioni kleiniane. E nei primi periodi della mia vita professionale mi sono, direi, quasi aggrappato ai concetti kleiniani per poter avere una possibilità di, diciamo così, di capire il paziente. Qual è la mia posizione adesso? Io non mi sento più kleiniano, ma non è che abbia cambiato opinione o mi sia schierato con altre teorie. Io non sono più kleiniano perché ritengo che la teoria kleiniana, come tutte le teorie, sia limitata. Faccio un solo esempio. Nel pensiero della Klein non c'è l'idea del trauma, che pure è stato uno degli sviluppi più recenti e più importanti del pensiero psicanalitico. E non c'è neanche il concetto di sé, perché la Klein parla di un io che naturalmente ha a che fare con i conflitti libidici o distruttivi. Quindi, secondo me, pian piano la concettualizzazione, il modello kleiniano, non è stato più utile per me, perché man mano che io mi interessavo anche a un tipo di pazienti, i cosiddetti pazienti difficili, non avevo più un modello unitario, almeno una teoria. Quindi voglio soltanto dire, e Bolognini mi pare che l'abbia espresso molto molto bene, di quanto abbiamo bisogno in psicanalisi di avere un modello sempre più ampio che permette il riconoscimento di nuove verità psichiche che i vecchi modelli non hanno potuto contenere. Chiaro? Quindi in questo senso noi dobbiamo vedere la psicanalisi come un insieme di ipotesi e modelli che vanno superati per andare verso delle integrazioni più utili, perché dobbiamo scoprire quello che la psicanalisi non ha ancora scoperto, cioè la mente umana ha delle dimensioni infinite e anche la patologia ha delle dimensioni infinite che noi ancora adesso non riusciamo a contenere e a comprendere. Mi fermerei qui, anche se avrei tante cose da dire, da notare, da discutere con Stefano. Grazie comunque Stefano. Ma io sono proprio d'accordo. Direi che, ecco, aggiungerei questo, che insisto, i transfert verso gli autori sono importantissimi e possono arricchire o possono limitare l'evoluzione dell'analista. Ma non è solo questo. Io ho conosciuto, girando di qua e di là, analisti di una sola fonte, diciamo, formativa e scolastica, non armonici, perché in realtà quegli autori e quei modelli erano stati assunti in maniera non integrativa e non introiettiva. C'era limitazione oppure c'era una occupazione interiorizzante di questi modelli che sostituiva il sé dell'analista. Poi ho conosciuto degli analisti di un solo autore o di una sola scuola armonici, perché in realtà li avevano digeriti bene, avevano costruito una relazione interna con quell'oggetto che era buona e mutuamente nutritiva. Poi ne ho conosciuti di quelli con articolazioni e fonti complesse, armonici anche quelli, e altri con articolazioni e fonti complesse per nulla armonici, per lo stesso discorso di quegli altri, cioè che non c'era stato un effettivo lavoro interno sufficiente. Questo aggiunge complessità alla questione. Chi vuole intervenire? In attesa che qualcuno si faccia avanti, direi a tutti che... ah no, Luigi, allora, parla tu adesso. Luigi Solano. Sì, no, vai pure.
No, no, vai, tranquillo. Ma io ringrazio naturalmente Stefano, che ho sempre apprezzato moltissimo il suo lavoro, soprattutto per la vastità della sua visione, che effettivamente è abbastanza difficile da trovare. E mi aveva molto interessato il discorso iniziale sulla possibilità di connettere i modelli e di trovare dei comuni denominatori. E il fatto che molto spesso il modello esplicito, consapevole dell'analista non corrisponde a quello che effettivamente lui o lei usa concretamente. Porto due esempi della mia esperienza. In un gruppo di quelli che faceva, credo li faccia ancora, Heide Feinberg, in cui appunto si lavorava insieme, si confrontavano anche i modelli, e alla fine il gruppo chiese all'analista che aveva presentato il caso di dire qual era il modello in cui si riconosceva o di cui riteneva di essere seguace, e lui disse che si riteneva freudiano-kleiniano. E tutto il resto del gruppo gli disse che secondo noi, perché c'ero anch'io, lui era winnicottiano. Per cui in qualche modo quella che era la teoria clinica, o potremmo dire la teoria implicita, appunto, non corrispondeva. E un'altra esperienza è stata, sempre per pensare a situazioni in cui stavo con persone con modelli diversi, il gruppo della FEP, sempre sulla psicosomatica, in cui c'erano persone con modelli molto molto diversi, e quando discutevamo dei casi clinici ci trovavamo perfettamente, forse no, insomma, abbastanza d'accordo invece, no? Era abbastanza raro che uno dicesse no, io qua avrei fatto completamente diverso. Poi magari la persona che presentava il caso sentiva la necessità di aggiungere la sua bandiera e di dire delle cose teoriche su cui magari non mi trovavo per niente d'accordo. Per cui questo concetto della teoria implicita mi sembrerebbe qualcosa su cui lavorare molto. Wallerstein, quando parlava del terreno comune, la clinica, no? È una concezione che sembra un po' ingenua, perché non può esistere clinica senza teoria. Ma il punto è che esiste una clinica con una teoria che però può essere implicita, che non significa inconscia, magari significa preconscia, o tutte e due, o dei pezzi di qua e dei pezzi di là, però che appunto un lavoro sul confrontare le teorie implicite, non più appunto il discorso allora prendiamo il kleiniano, il coutiano e vediamo eccetera, no? Ma lavorare invece sul confronto tra le teorie implicite che bisogna trovare un modo di evidenziare. Grazie. Sì, io mi permetterei di fare un commento rapido di questo tipo. Per quanto mi riguarda, la libera associazione con gli autori, io la pratico senza volerlo, quando mi viene in mente un autore invece che un altro in una certa situazione che in quel momento lì sembra richiamare dall'aldilà quel tale autore. Ci sono certi strumenti che alcuni autori hanno studiato più di altri, che ci vengono in mente in forma naturale quando si creano certe situazioni o compaiono certe configurazioni o certi sviluppi in una seduta. Non tutti gli autori che mi vengono in mente mi sono simpatici e i miei affetti verso alcuni autori sono anche negativi, ma mi vengono in mente. Lì il preconscio mi frega, perché mi mostra qualcuno che non amo, che quella cosa lì l'ha descritta dannatamente bene. In altri casi invece sono tutto contento perché trovo dei riferimenti clinici che si attagliano benissimo e provengono da autori che ho amato nel corso dello sviluppo. Vuole intervenire? Quello che stavo dicendo prima era l'antefatto di questa nostra idea delle 10 lezioni, che è nata in occasione di un congresso della SPI,
non l'ultimo, il penultimo, perché aveva lasciato sconcertata l'affermazione che il metodo sia rimasto sempre lo stesso. Ed è una contraddizione, perché come può essere rimasto lo stesso se sono state cambiate delle parti così fondamentali della teoria? Posto che c'è una circolarità, com'è possibile che il metodo, se è vero che quando cambia uno degli elementi cambiano anche gli altri, com'è possibile che il metodo sia rimasto sempre lo stesso? A me colpiva, tu non lo hai detto esplicitamente Stefano, però non so se ti metto in bocca un pensiero che però è il mio, e cioè il fatto che in realtà il metodo delle libere associazioni è stato inventato da Freud come elemento congeniale alla prima topica. Come mi pareva tu stesso aver sostenuto, in realtà il metodo poi richiedeva di essere ripensato già quando è stata introdotta la seconda topica, perché quantomeno le ragioni per cui funzionano le libere associazioni hanno delle motivazioni diverse. Perché la teoria di base che spiega perché la libera associazione funziona in un certo modo ed è utile mettere le persone nelle condizioni di far funzionare la libera associazione, la teoria è cambiata. Certo, Freud non si è dedicato a questo e si è dato per scontato che non si dovesse fare questo lavoro, cioè di ripensare le ragioni del metodo alla luce dell'evoluzione della teoria, a partire da Freud stesso. Poi, come dici tu, l'elemento veramente di grandissimo cambiamento è l'aver introdotto come oggetto l'esperienza. Lì è stata una rivoluzione che ha certamente messo in questione la teoria del metodo. Il mio interrogativo è se questa novità la possiamo o dobbiamo ascrivere solo al dopo Freud, o andando a grattare nei testi di Freud vediamo già i precursori di questo cambiamento. Però è tutta da vedere questa faccenda. Mi permetto di dire un'altra cosa, poi lascio la parola agli altri. Io credo che il fatto che tu abbia modificato la terna di elementi, e cioè teoria, metodo e oggetto, trasformandola in teoria, metodo e paziente, sia l'esito diretto di questa attenzione all'esperienza, che non si riassume nella libera associazione, giacché, e poi hai spiegato bene quello che ci hai detto, e credo che illustri perfettamente il perché debba essere introdotta tanto l'ulteriore variabile che è l'analista, quanto accanto a oggetto, perché oggetto originariamente era l'inconscio, se a quel posto noi mettiamo paziente, modifichiamo radicalmente e significativamente l'insieme dei fattori. Vuole intervenire Diomira Petrelli. Allora, buonasera, grazie a Stefano per l'interessantissima e complessa relazione. Avevo pensato di dire una cosa, però adesso l'intervento di Patrizio mi porta in un'altra direzione. Provo a dire entrambe le cose.
Questo che Patrizio dice, cioè la necessità di un cambiamento del metodo essendo cambiata la teoria, secondo me dopo Freud è avvenuto specificamente con la Klein. Perché? L'aver dovuto adottare una tecnica diversa, che era la tecnica del gioco nella stanza d'analisi infantile, l'ha portata a, con questa tecnica diversa e avendo un oggetto diverso, il gioco e non le libere associazioni, a formulare la teoria delle relazioni oggettuali e degli oggetti interni. È lì che nasce, perché lei, con una tecnica cambiata e con un oggetto di osservazione diverso dai pazienti di Freud, vedeva cose diverse e ha formulato una teoria del funzionamento psichico diversa. È lì che si vede questo che tu dici. È stato uno scatto fortissimo che poi ha influenzato anche successivamente tutto il modo di teorizzare il funzionamento dell'apparato psichico come un mondo interno popolato da oggetti che erano assai simili a quei pupazzetti che i suoi primi pazienti facevano muovere in questa specie di teatro che era la stanza del gioco. Vabbè, questo giusto per dire, diciamo, qualcosa che mi trovava molto concorde con quello che tu dicevi, che quando poi cambia la tecnica, il metodo e l'oggetto di osservazione, anche la teorizzazione ovviamente si modifica. Però volevo ritornare sulla relazione di Stefano Bolognini. Qui mi avevano colpito molti aspetti, ma un po' particolare, cioè questo suo allargamento storico della visione dell'evoluzione del movimento psicoanalitico, in cui secondo me molto opportunamente tiene in conto anche la dinamica dei gruppi. Io penso che questo sia un elemento fondamentale che ci aiuta a capire molte cose. Quando lui parla dello stemperarsi di certe opposizioni concettuali che erano legate alla contrapposizione di grandi figure che ormai non ci sono più da molti anni, secondo me fa un riferimento importantissimo alla dinamica dei gruppi e a come, essendo venuti meno questi leader storici, forse non ce ne sono più di così carismatici, di così agguerriti, non lo so, bisognerebbe capire, forse lui ci può dire qualcosa di questo. In realtà siamo dentro una nuova dinamica in cui probabilmente ci avviciniamo maggiormente ad una, apparentemente perlomeno, perché mentre lo dico penso che mi piacerebbe che ci fosse questo avvicinamento e stemperarsi delle contrapposizioni. Però poi mi vengono in mente delle contrapposizioni che io sento fortissime con altre correnti della psicoanalisi, e dove mi dicono no, non è vero, perché io per esempio, non starò a dire, però con alcune correnti non mi identifico proprio e non sento quasi di poter avere niente in comune. E quindi vorrei sentire Stefano, che ha una visione d'insieme certamente più complessa, se ci viene in aiuto su questo. Allora dirò in 2 parole. Il dizionario enciclopedico dell'IPA che trovate gratis nel sito dell'IPA, e che è tradotto in tutte le lingue, compreso l'italiano, fornisce un quadro di cosa è successo storicamente e geograficamente, perché in periodi diversi di questi 120 anni nei vari continenti ci sono stati sviluppi dei concetti diversi. Una visione del genere ci porta non solo ad allargare un certo numero di concezioni e di visioni, ma ci permette anche di leggere meglio una certa, diciamo che ci permette di ridimensionare i transfert verso i singoli autori, non per distruggerli o impoverirli, ma per collocarli, per vedere appunto, ve la traduco in termini molto familiari,
per vedere che il papà e la mamma non è che non siano brave persone, è che non sono gli unici al mondo, che ci sono tanti altri che hanno fatto delle cose interessanti, che hanno sviluppato un loro modo di essere, che i bambini si possono allevare in modi anche differenti da un continente all'altro, ma quello che dà una buona riuscita del processo di allevamento è un insieme di fattori che possono esserci in un paese o in un altro completamente diversi, e così via. Cioè ci aiuta a uscire dal focus transferale verso la singola teoria o il singolo autore, ampliando un po' la visione. Questo però non deve sacrificare i nostri legami affettivi e formativi significativi con il nostro analista, i nostri supervisori, i nostri colleghi, la nostra tradizione e così via. Ci permette di dare una collocazione non idealizzante, ma apprezzativa, che è un'altra cosa. Ora, diciamo, io mi sono occupato di questo in un articolo che c'è sulla rivista di psicoanalisi di qualche anno fa, che è Incanti e disincanti verso le teorie psicoanalitiche. Questa disposizione è cruciale, come dici tu, Diomira, anche nei rapporti tra i gruppi, perché gli elementi identitari e affettivi condizionano non solo l'accettazione, ma soprattutto il rifiuto di ciò che è troppo altro da sé, da poter essere digerito, incluso, accettato in maniera abbastanza diciamo apprezzativa, quando merita di essere apprezzato, perché non è mica che dobbiamo far venire in casa nostra tutti. Ci sono delle persone che non vogliamo e delle altre che invece sono più interessanti di quello che avremmo immaginato. Ora, questi processi gruppali, storici, hanno una potenza incredibile. Per esempio, è stata descritta la Pioneer Syndrome, ne ha parlato meglio di tutti gli altri un nostro collega italiano, Paolo Fonda, che ha avuto un'esperienza internazionale con paesi dove nasceva la psicoanalisi già del dopoguerra, e ha visto che i processi che portavano all'affermazione di certe figure, di certe idee, di certe correnti, erano poi riconducibili in pratica a processi relazionali molto umani tra persone, cosa a cui è arrivata anche un gruppo di studio di alto livello, da me creato quando ero presidente dell'IPA, che si chiamava Committee on Institutional Issues, sui problemi istituzionali, che dopo 3 anni di duro lavoro scoprì che la maggior parte dei problemi istituzionali erano dovuti a fattori di gelosia, invidia, narcisismo e tensione competitiva assolutamente uguali a quelli di tutti gli altri gruppi del mondo. Cioè noi analisti siamo un po' più riflessivi, ma siamo tali e quali tutti gli altri da questo punto di vista. E i transfer verso i maestri hanno condizionato in modo fidelizzante e spesso antagonistico il fatto di poter acquisire elementi non sé da altre aree di studio. Per esempio, una curiosa osservazione che è emersa e che io non mi sarei mai aspettato è che molte delle guerre di religione fatte dagli analisti nei combattimenti tra gruppi non sono tanto in difesa del loro analista, ma dei loro supervisori. C'è un transfer particolare che si instaura in favore dei supervisori e che in epoche, non la nostra, perché nella nostra sono cambiate le condizioni, ma che in epoche eroiche della psicoanalisi, intermedie tra i tempi freudiani e i nostri, hanno giocato un ruolo enorme. Ma mi fermo qui. Anna Oliva De Cesarei. Vai Anna.
Devi accendere il microfono. Ok, ho fatto. Grazie Stefano. Volevo dire, sono molto d'accordo sull'importanza anche di vedere nelle nostre esperienze e nelle esperienze di chi è stato prima di noi, ma anche di chi ci ha formato, quanto appunto c'è stata la possibilità di elaborare l'idealizzazione, prima di tutto in analisi, vorrei dire, perché mi colpisce questa cosa dei supervisori che hai appena detto, prima di tutto in analisi, proprio nel senso winnicottiano di elaborazione lenta e graduale per estrarre la valorizzazione tenendo conto proprio del lutto dell'onnipotenza, che è il punto centrale dell'elaborazione narcisistica. Poi un'altra cosa, volevo dire che il breve spunto ecologico a cui hai accennato mi ha fatto venire in mente, a proposito della valorizzazione, che comunque direi da Winnicott in poi, con molto parzialmente prima, ora molto di più, da 20-30 anni, tutto il discorso della madre ambiente e quindi di tutto lo sviluppo della relazione primaria nelle varie fasi. E mi era venuta in mente una paziente, a proposito, che uscita da una chiusura molto, molto importante, poiché aveva avuto una madre psicotica, rispetto a cui si era veramente salvata barricandosi, ha cominciato a parlarmi di entrare nel mondo vegetale, prima nel mondo vegetale, poi nel mondo animale e poi siamo arrivati molto nelle fasi, ovviamente con tempi molto lunghi, al mondo umano. Bello, molto bello. Allora, Giuliana Campanella. allora, grazie Stefano di questi stimoli, di questi spunti. Mi veniva in mente, appunto, sì, hai citato Gaddini sull'alleanza clandestina, e Zapparoli diceva addirittura che nel trattamento di pazienti psicotici l'alleanza terapeutica avviene alla fine del trattamento, a proposito di clandestinità, ecco, alla fine del trattamento. Poi per quanto riguarda queste stratagemmi di cui tu parli, io mi ricordo quando ero in analisi con Gaddini che quando stavo per far emergere delle cose mi faceva proprio come una donna in sala parto che partorisce, che mi aiutava a far emergere. E io mi ricordo dietro di me che sentivo questo che mi metteva un po' d'ansia francamente, però era cattivo, che era una spinta, no? Per l'immersione. Ecco, ci sono talmente tanti spunti che si potrebbe parlare fino a mezzanotte, veramente. Ecco, per quanto riguarda l'analista, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Luigi, perché mi è successo anche a me di discutere di casi clinici con dei colleghi che gli orientamenti più disparati, e si è sempre d'accordo sul caso clinico. Sulla clinica non c'è niente da obiettare, non ci sono lotte, non ci sono bandiere, ecco. E poi volevo dire una cosa che mi è venuta in mente rispetto alla formazione dell'analista, dato che si parla appunto di modelli, di idealizzazione dei maestri, il fatto che comunque si pensa molto poco alla funzione dell'analista, che si può col tempo sciupare, deteriorare. Ecco, su questo si dice sempre molto poco, che sembra quasi che una volta raggiunto il traguardo è lì valido per sempre. E a proposito di evoluzione, anche la funzione analitica dovrebbe avere una evoluzione continua, diciamo. Ecco, mi sembra che sia molto importante questo per noi. Poi mi fermo qui perché vedo che c'è la mano di Salvatore alzata e sono quasi le 11. Salvatore, poi... Salvatore Russo. Dottor, vai.
Ecco. Mi sentite? Sì, ma non ti vediamo più. Lo so, Ecco, perfetto, non toccare più niente. Abbasso la mano. No, io ero molto incerto se intervenire, un po' per questa difficoltà di alzare e abbassare le mani, ma anche proprio la mia difficoltà sia di utilizzare degli strumenti conoscitivi come leggere i libri, addirittura la lingua italiana, non mi ricordo più le parole, ma non è che io voglio piangere il morto, però voglio dire che sono ammirato dalla relazione a braccio per vari motivi. La prima è che in italiano, e lo capisco, perché quando parla in inglese non capisco. Capisco molto di più lui che quelli di Oxford, perché è un inglese chiaro, ma perché ha le idee chiare. Allora Stefano, quello che ti volevo dire era che le cose che tu dici a me sembra che siano un po' vita vissuta per me, perché io non ho fatto molto l'analista, o meglio, ho fatto l'analista con pazienti molto gravi, come hai fatto anche tu agli esordi del tuo lavoro, no? E anche tu hai lavorato. Io potrei dire che la mia analisi è stata fatta con un freudiano, supervisioni con 2 freudiani a Milano. Io sono stato allievo e sono associato ancora a Milano, che il centro Veneto è venuto molto dopo, quindi facendo il pendolare da San Servolo e quelli a San Clemente, insomma, tutto questo a Marcord, da un certo punto di vista, quello che io ho apprezzato moltissimo, avrei molte osservazioni da farti su altri trucchi o variazioni, sono in pratica le cose che man mano anch'io ho come dire, pensato fuori dai canoni, diciamo, ortodossi. Perché, per esempio, tutte queste cose, cioè, adesso per Gadini potrei dire che io mi ricordo la puzza del sigaro, lui fumava il sigaro, e Conpertini, quando c'era stata tutta quella grande, c'era Musatti, no? E quindi io mi ricordo di Gadini, non ho letto tutte le sue opere, certamente sull'imitazione l'ho letta in italiano, perché l'inglese faccio un po' fatica, però io mi ricordo l'umiltà con cui mi ha parlato a me che ero un allievo. Allora, l'umiltà è anche un'altra cosa, io non ho una verità. Cioè, io ho fatto, ripeto, il mio training analitico freudiano, però poi mi sono trovato a dover mettere insieme tante varie teorie, al punto che adesso io non so più chi cito, o dico delle cose che sono digerite e anch'io ho delle antipatie. Per esempio, io sono appassionato di musica, sono stonato, non so leggere la musica, è una cosa pazzesca. Amo Wagner. E Wagner so che è odiabile, non solo per le storie del nazismo, ma Wagner è veramente un personaggio bieco che io non inviterei a casa mia. E con il lavoro con i pazienti psichiatrici mi sono anche convinto che molte porte che sono chiuse non bisogna sfondarle, e quindi l'analisi aspetta. Però se io aspetto 10 anni fuori dalla porta di un paziente è già morto, no? E dall'altra parte chiuderli come ho fatto io e come forse hai fatto anche tu ai tempi dei primi TSO, no? Bisogna lasciargli la chiave dalla sua parte. Questo l'ho scoperto poi facendo la neuropsichiatria infantile e a livello dell'autismo. Cioè, il mio maestro è stato De Martis, il mio professore di infantile è stato un neurologo di Pavia che però invitava analisti a parlare e io li ho conosciuti più là, cioè e poi vabbè anche De Martis faceva dei discorsi eccezionali, però diceva, sai, io non sarei d'accordo, e ti dava 10 libri da leggere. Dopodiché tu dici, il professore forse aveva ragione lei, no? Quindi l'umiltà con cui tu parli di queste cose, cioè mi fa dire, ma non posso dirti chi ti credi di essere. Non te lo posso dire. Se fosse vivo Freud gli direi, ma chi ti credi di essere con queste cazzate che hai scritto?
perché in fondo era un po' maschilista, dai, diciamocelo, e aveva sempre il fallo in testa. Ecco, se io dico queste cose verrei bocciato subito, perché l'ortodossia... Allora, voglio dirti solo una cosa. Io ho inventato un'altra strategia con i pazienti pericolosi, perché io ho una raccolta di coltelli, mi hanno rotto gli occhiali, mi hanno... io non sto zitto, nel senso, naturalmente, quello che dici tu, è un po' l'anamnesi. Noi non facciamo domande, teoricamente. Però se tu ti trovi in pronto soccorso con un paziente acuto e ammanettato, qualcosa gli devi chiedere. Puoi mandare fuori i carabinieri, farlo smanettare, però devi avere delle notizie. Se è alterato, perché appunto ha anche una patologia organica, per esempio adesso abbiamo tutti i tossici, no? Oppure se è un bambino piccolo, come fai a mandare fuori la mamma? Che assolutamente no, soprattutto. Quindi una delle cose che io ho inventato è di esprimere le mie emozioni in modo impersonale, cioè quando tu dici, ma alcuni dicono che, no, io dico, ma mi spieghi, ma lei mi vuole spaventare? Perché cioè, io non ho capito perché lei ha quel coltello in tasca, no? O perché mi sta minacciando dicendo che poi sì, ti possono strisciare la macchina, però... E questa cosa io ho visto che è un po' servita, nel senso che il paziente ha più paura di te, è più angosciato di te e ci capisce meno di te di quello che... Cioè, la mia teoria è che bisogna stare sempre un po' bene, meglio del paziente. E quindi tutti i vari aforismi, il paziente, l'analisi fa bene di sicuro all'analista, il paziente qualche volta. Io penso che comunque l'ottica psicoanalitica sia curativa sicuramente, solo che, come diceva Racamier, ci vuole una generazione di psichiatri che siano passati per la psicanalisi, ormai non ci saranno più, perché i tempi attuali, penso all'Ucraina, io non ho potuto partecipare per motivi ovviamente di salute miei e dei miei familiari, ma gli incontri fatti da Fonda, la Vlasda, eccetera, cioè, e devo dirvi che io so più cose di Fonda dalle cose che mi ha detto a voce che dai suoi scritti, anche perché per studiare e scrivere ci vuole tanto tempo e una testa grande così. Quindi io sono molto ammirato, smetto qui perché altrimenti faccio la Marcò di tutta la mia vita, però è anche vero che io mi ricordo non solo dei transfer, diciamo, laterali dei supervisori, no? Che però sono tutti morti di me. E quindi il guaio è che io racconto storie che mi invento e che non è detto che l'abbia detto davvero De Martis, no? Perché lui non può contraddirmi. Però il bello è che quando io mi ritrovo con i colleghi che hanno fatto la sua scuola e che sono rimasti un po' con un'ottica psicanalitica, perché alcuni sono andati a fare tutt'altro, ci ritroviamo con affetto. È come quando ci si trova quelli che hanno fatto la laurea, alcuni sono morti, alcuni sono diventati un'altra cosa. Io mi vergogno di essere medico certe volte, altre volte sono molto fiero. Smetto qua. Grazie. Stefano, sono le 11 passate. Sì, penso che possiamo anche chiudere con queste note colorite anche di riferimenti biografici sia di Giuliana Campanella che di Totò Russo, perché in fondo fanno parte del sé dell'analista, che è un elemento ulteriore oltre alle idee, le teorie, eccetera. Quindi mi fermerei qua. Vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso per la confusione un po' dell'impianto di presentazione delle idee, ma avete avuto una bella tenuta. No, non sei stato affatto confuso. Grazie a Stefano, grazie a tutti. Chiudiamo. Vi ricordo che il prossimo incontro sarà il 9 dicembre. Avremo con noi Antonello Correale perché abbiamo dovuto cambiare tutta la successione degli interventi. Quindi il 9 dicembre. Per chi fosse interessato,
segnalo che il Centro Veneto organizza una giornata di studio in occasione del centenario della pubblicazione dell'IOLS. Sarà il 3 dicembre e l'oggetto però sarà in particolare l'ES, che è l'istanza, non dico meno praticata, perché è al centro e a fondamento di ogni nostro lavoro, però è sicuramente un oggetto poco approfondito in modo chiaro. E quindi la nostra idea è di proporre di fare il punto. Lo faremo con una relazione innanzitutto di Antonio Alberto Semi, a cui seguiranno degli interventi di analisti del Centro Veneto, e poi avremo una tavola rotonda in cui abbiamo pensato di invitare a discutere tra di loro gli analisti che nelle 4 sezioni locali del training si occupano di questa materia, cioè la insegnano agli allievi, per vedere, siccome sono sicuramente persone che hanno approfondito, studiato, elaborato dei punti di vista, la nostra idea è quella di dare a loro l'occasione di confrontarsi. Quindi buonanotte a tutti e ci vediamo il 9 dicembre. Grazie ancora Stefano. Buonanotte.